Una buonasera e che buonasera, siamo in mezzo ai boschi della Bassa Friulana, nello specifico siamo a Muzzana del Torniano, siamo in aperta campagna e siamo con questo signore che è Michele Corvino, che è a capo dell'omonima casa editrice, e tra le mani ha una delle creature di questa casa editrice, Silva Lupanica, anima di un bosco friulano, firmato da Anne Maernurm, che la signora mi ha detto prima che accetta qualsiasi tipo di pronuncia, quindi sono già assolto da qualsiasi tipo di peccato letterario di pronuncia. Però cominciamo con Corvino. Che cosa c'è qua dentro, Michele? Qua dentro c'è qualcosa di prezioso, c'è un lavoro duro di 7 anni da parte di Anne, dove ha raccolto una serie di fotografie, il primo libro fotografico sui boschi planiziali della Bassa Friulana. Ecco, che cosa sono i boschi planiziali? Anche perché dobbiamo dire, lo scrigno si occupa di tradizioni popolari. Che cosa c'era alle nostre spalle tanti secoli fa? Questo è meglio se risponde Anne, no? Che li ha frequentati per 7 anni, quindi è meglio... Ecco, però Michele, dobbiamo dire perché avete fatto questa scelta. Noi abbiamo fatto questa scelta perché conosciamo Anne da parecchio tempo, siamo una casa editrice sensibile alle tematiche friulane, abbiamo le certificazioni anche forestali per poter stampare su carte provenienti da foreste certificate. Abbiamo capito il sacrificio che ha fatto Anne e quindi ci sembrava giusto premiarlo con una pubblicazione così importante. Quanto territorio è raccontato in questa pubblicazione? Sono circa 15 comuni, tutti facenti parte della Bassa Friulana, e ognuno con le sue caratteristiche giusto, diverse, insomma, per ogni tipo di bosco. Allora io vado da Anne Maernurm e chiediamo subito da dove arriva lei. Io arrivo dall'Estonia, però vivo qua a Friuli quasi 20 anni. Inizialmente ho partito fotografie e montagna, poi ho cominciato a frequentare boschi intorno a casa mia e con piccolo studio ho letto storie di questi boschi planiziali umidi che purtroppo questi giorni sono sempre più secchi, cambiamento climatico, e ho cominciato a documentarli e con questo diciamo archivio fotografico che ho raccolto mi è venuto Ecco, quanti scatti ha fatto? questa non so dire, più di 100.000 sicuramente, quindi tanti sono scartati e seleziono duro anche per arrivare per libro. È stata una commissione che selezionava foto finale, però grazie a questo progetto abbiamo fatto anche una scoperta unica, si può dire anche unica tutta l'Italia, che ho scoperto un nursery di Lasiopterus, nottola Lasiopterus, che è nottola gigante. Dove nascono i pipistrelli? Sì, però dove anche loro vanno a nascondere dentro il bosco, dove vivono, il loro habitat naturale, che non sia mai stato trovato sul tutto il territorio italiano, dentro il bosco. Quindi adesso continuiamo con il dottor Luca Lappini questa ricerca, che abbiamo già conferme acustiche, fotografiche, e futuro abbiamo altre informazioni molto interessanti perché le ho fatte altre scoperte e con altre alberi scoperte, e quindi questo progetto libro abbiamo una foto anche unica che rende già libro unica di sé perché non è mai stata fotografato Lasiopterus nel suo ambiente. E adesso anche grazie a questa collaborazione speriamo a riuscire, non speriamo ma sicuramente riusciamo a creare un nuovo biotopo che è una ricchezza anche per i boschi planiziali. Ecco, senta, 7 anni, lunghi. Sono lunghi, sofferenza per la famiglia, che anche mio figlio mi prende in giro perché dice mamma vivi più bosco che casa, ogni tanto l'ho portato anche lui con me, ma quelle lunghe attese, ricerche, lo so chi non ha proprio passione, pazienza, si annoia, però io lo trovo come a entrare bosco anche come antidepressante o tue mente rilassano. Però nel bosco bisogna camminare lentamente, silenziosa, e così vedi e ascolti tutto, quindi sono mattina fino a sera, a volte anche notte, solo per ascoltare rumori, suoni, un po' di videotrappole con permessi per osservare frequentazione di animali, capire dove muovono
e anche questo è molto importante per imparare a conoscere i boschi. Senta, suo figlio come si chiama? Tom? Ma il bosco è più bello di giorno o di notte? Io direi mattina presto presto, prima dell'alba e verso il tramonto, anche quando il sole è già andato, e diventa come un concerto. Notte si sveglia tutto, senti molto rumori. Una cosa interessante che abbiamo scoperto, che non sapevamo, che le nottole purtroppo non tutte le persone possono sentire. Quindi posso dire che ho anche un piccolo dono, che io li riesco a sentire e individuare alberi. Senta, ma tanti secoli fa qualche cosa c'era, l'ha capito? Sì, boschi planiziali erano coperti dal fiume Livenza fino a Isonzo, era tutto pieno di boschi. Adesso piano piano dei piromani, per fare spazio per agricoltura, abitazioni, è stata raso solo. Però Friuli può vantare comunque con sua quasi 500.000 ettari di bosco planiziale, che è numero uno in Italia per avere boschi planiziali rimasti ancora. Allora, io adesso la saluto perché dobbiamo, così mi dirà dopo se ci sono musiche simili nel suo paese. Vado da questi due signori che sono abituati a vivere in mezzo al verde e che verde, dalla Bassa andiamo in Carnia. Voi arrivate da? Caneva, di Tolmezzo, e Remo, Cavazzo Carnico. Tu ti chiami? Dario. Remo, il mio nome. Dario e Remo. Dario e Remo. Che cosa ci fate sentire? Facciamo un brano di Pacai, ecco. Benissimo. Senti, ma che acustica c'è in questo bosco? Beh, è strana, piacevole. Strana, vero? Diciamo che anche io lassù vado in posti come questi e devo dire che merita sia al mattino presto e anche, diciamo, sul tardi frequentare il bosco, perché bisogna dire è molto bello, veramente. Quant'è che suona la fisarmonica? Da piccolo ho iniziato a 9 anni e mezzo, 10, e diciamo che poi il passatempo che era quando ero piccolo, poi con un po' di passione anche sono qua, ecco. Senti, chi è che ti ha detto ma prova a utilizzarlo?
Ma diciamo che da piccolo sentivo il papà e da una fisarmonica che poi diciamo che l'ho messa a posto bene bene, e da lì ecco sentire le melodie di Pacai, di Angelo e Francesco, Cecilia Folk e tutti quelli che hanno portato diciamo il folk negli anni 60-70 e io ero piccolo ai tempi e che bello, che bello, che bello e da lì è partito tutto. Ecco. Papà si chiama? Cesare. Quindi, e la fisarmonica di che tipo era? Quella che hai messo a posto? Era una Honer piccolina, avrà avuto non so quanti bassi, pochi, ecco. E quando si è piccoli si butta di qua, si butta di là, non si tiene da conto. E poi ho iniziato con la fisarmonica del papà proprio per un buoni 10-15 anni. E poi piano piano ho iniziato ad andare per le feste e un po' di soldi adesso, un po' di soldi dopo e mi sono preso prima una, dopo ancora una e insomma con quella messa a posto ne ho 4 fisarmoniche e tutte blu, il sogno di avere la fisarmonica blu. Allora, non è blu la chitarra di Remo, e invece No, io non sono un chitarrista, sono un portaborse. portaborse. Invece tu quanto che... No, è così, per hobby. Sì. Per hobby? Lui è professionista, io così ogni tanto. Ma quanto è che per hobby suoni la chitarra? Oh, indefinito. Non sappiamo. No, no, no. E nel bosco vai a camminare ogni tanto? Sì, quando posso, sì. Comunque preferisco suonare insieme a lui, Che suonare da solo? no, che camminare nel bosco, diciamo così. Grazie. Niente. Allora, io vado da questa parte, dobbiamo andare in pubblicità. Come si lancia la pubblicità? Dov'è lei? Estone? Estone. Mi lanci lei la pubblicità nella sua lingua? Non si chiama mica reclam, no? Reclam. Reclam, anche in Sì. Estonia. Quindi pensavo di dare... Reclami paus. Quindi consigli per gli acquisti, Campicotto. A tra poco. Seconda parte dello Scrigno, ve lo ricordo, questa trasmissione la stiamo trasmettendo dai boschi di Muzzana del Turgnano. Muzzana confina con Carlino, alla mia sinistra c'è Diego Navarria, già sindaco di quel comune. Buonasera Diego. Buonasera. Quanto ami il bosco? È una cosa importantissima per chi vive a Carlino come a Muzzana. Io credo che fin da bambino, insomma, quando uno frequenta il bosco, queste 2 comunità sono quelle che hanno più boschi di tutta la Bassa Friulana e quindi questa presenza, almeno fino a un certo tempo fa, era molto sentita. Ecco, no? Il bosco veniva tagliato, veniva assegnato alle famiglie, c'era una divisione, c'è un bosco comunale per cui veniva dato appunto agli abitanti e vedere questa cosa, il taglio del bosco, l'esbosco, frequentarlo d'estate, andare a funghi, no? A tutto quello che contiene, perché poi è ricchissimo di biodiversità il bosco, no? Ecco, e poi c'è l'avventura, no? Da bambini soprattutto l'avventura di entrare nel bosco è una cosa che è bella, che fa paura certe volte, no? Quando il bosco è grande ci si perde, quando viene buio fa paura effettivamente e questo ci riporta forse all'antichità, a un tempo, quando, come diceva prima Anne, no? Sì, questa foresta era dall'Isonzo a Livenza, no? La Silva Lupanica, Silva di lupi, no? Selva di lupi, no? Pensiamo al Medioevo, quando il patriarca donava questa selva al capitolo di Aquileia, no? Per il suo sostentamento e gli abitanti però ne avevano i benefici, no? Cioè il grosso del reddito andava chiaramente al sostentamento del capitolo di Aquileia, però poi tutti gli abitanti avevano degli usi codificati. Questo è anche forse alla radice di un certo modo di essere friulani, cioè avere beni comuni, beni collettivi, vuol dire che bisogna gestirli insieme. Ogni piccola comunità aveva la sua vicinia, si riunivano, decidevano come gestire questi beni comuni, come dividerseli e come soprattutto anche intervenire nei momenti di necessità. Il welfare di una volta era questo, no? Si tagliava della legna per dare aiuto a una famiglia in difficoltà. Qui nella bassa c'erano più boschi, nel medio Friuli c'erano più prati, no? Noi avevamo boschi e paludi. In montagna lo stesso boschi e prati, ma la gran parte della proprietà era bene collettivo, veniva gestito insieme e insieme doveva essere goduto sostenendo le varie situazioni che c'erano nella comunità. La comunità si sopravviveva proprio perché riusciva a equilibrare
con questo bene, enorme bene comune, perché a Carlino circa un terzo della proprietà era bene comune, di tutto il comune. Quindi vuol dire che era una proprietà vastissima da dividere per il pascolo, la raccolta dei funghi, della selvaggina, della pesca, delle rane, dei frutti selvatici, le nocciole, le corniole, le mele selvatiche, tutte queste cose qui, no? In montagna le castagne, la legna da brucio, la legna da opera, e veniva, e per le particolarità e necessità particolari si tagliava un pezzo di bosco in più per rimediare. Diego, hai usato dei termini, comunione, condivisione, proprietà comune, cioè, è attuale, sono ancora attuali questi concetti, visto che noi, se tu giri, recintiamo tutte le nostre proprietà, siamo un po' gelosi, un po' campanilisti? Allora, questa proprietà collettiva è stata erosa dai bisogni degli stati, sia Venezia che l'Austria, quando aveva bisogno di soldi vendeva proprietà collettive perché apparteneva di solito allo Stato ed era in uso agli abitanti. E quindi sono state queste vendite con grandi sollevamenti popolari, perché poi la classe più debole, quella dei sotans, viveva molto sulla base di questi. Cioè il pascolo veniva portato agli animali in questi terreni, no? E quindi si depauperava, diciamo, i più deboli. Adesso sopravvivono queste cose. A San Gervasio, per dire frazione di Carlino, c'è una gestione separata dei beni di uso civico, no? Il comune di Carlino gestisce i suoi, il comune di Muzzana gestisce i suoi, moltissimi comuni in Friuli ancora, però nella gran parte dei casi sono residuali, però sono simbolici perché ci fanno ripensare come poteva essere goduta la proprietà un tempo, no? Quella necessità di doversi trovare insieme, decidere insieme come fare, eleggere il decano, qualcuno che governasse, il sindaco del tempo, insomma, e poi trovare le soluzioni, lavorando insieme, mettendo manodopera insieme. Questa cosa, secondo me, è alla radice anche di un modo di vivere friulano dove la solidarietà è ancora molto presente. È rimasto questo. La proprietà forse se n'è andata quasi tutta, ma questo modo di vedere in Friuli la solidarietà forse deriva da questa antica abitudine. Senti, sfogliando il libro scritto, anzi, con le foto, perché c'è poca scrittura, è un libro che va avanti per immagini, nutre la vista. Che pensieri hai fatto? E l'immagine è quella che colpisce di più, no? È quella che ti entra dentro di più di tutto, no? Non c'è testo, c'è poco testo. Allora, secondo me, lì uno ha prima di tutto una sensazione piacevole, dice che bello, no? Uno dice bellissimo, cioè anche qui dentro in questo momento siamo qui, sono posti veramente rari, unici, no? Pensiamo che di tutta la pianura padana questi sono i pezzi più grandi che rimangono di bosco, no? E ci deve stimolare l'approfondimento, no? Cioè, non ci possiamo fermare solo all'estetica. Dal punto di vista naturalistico c'è la ricerca che studia gli animali, le piante, no? Ma dal punto di vista anche economico trovare delle soluzioni per la valorizzazione senza rovinarli, no? Cioè mantenendoli però valorizzarli, farli conoscere. Adesso siamo arrivati al punto che forse gli stessi abitanti di questi paesi, i giovani soprattutto, non conoscono. Io porto i ragazzi, no? Le classi anche della scuola materna o della scuola elementare, no? E rimangono meravigliati, dopo portano i genitori che anche quelli non erano mai stati nel bosco e scoprono una realtà che abbiamo a 1 chilometro, no? E non è conosciuta. Ecco, io penso che queste immagini devono essere un veicolo di comunicazione efficace per poter poi andare oltre nella ricerca e nell'approfondimento. Quindi verrebbe da dire il silenzio parla la natura, ma adesso la natura non dico che la disturbiamo, la sollecitiamo con le note di questo duo che con grande affetto e grande gentilezza ci ha raggiunto dalla Carnia. Che cosa ci fate sentire? Un brano di Angelo Francesco di Buonora.
Grazie a questo duo che porta in alto la bandiera della Carnia, grande popolo e un popolo generoso che mi affianca da sempre nella realizzazione di questa trasmissione che ho il piacere e l'onore di condurre oramai e organizzare da una quindicina di anni. Vedete, queste sono tutte persone che si stanno gustando l'atmosfera del bosco planiziale di Muzzana del Turgnano, e noi chiudiamo questa parte con un'intervista che ho realizzato con Diego Cinello, un 76enne, 77enne di Fagagna che è appassionato di foto panoramiche. Bene, tutto d'un fiato lui ha scattato, lui è stato in giro per tutto il mondo e ha raccontato con delle immagini lunghe le 4 valli del Natisone. Andiamo con l'intervista con Diego Cinello. Sono con Diego Cinello, che è di fatto il papà di questa creatura fotografica unica nel suo genere, almeno negli ultimi tempi. Allora Diego, qui che cosa abbiamo combinato? Qui abbiamo fotografato in un lavoro che mi ha preso gli ultimi 2 anni. Ho ripreso le valli del Natisone, le 4 valli del Natisone più l'Alta Valle del Torre. Ecco, quanto lavoro c'è? Ripeto, ci ho messo quasi 2 anni perché io faccio foto panoramiche della Carnia, delle nostre montagne e poi giro per il mondo da 30 anni. Queste qua non riuscivo mai a farle perché, se vedete, il bosco, lo spopolamento, l'avanzamento del bosco impedisce di riuscire ad andare in alto e fare una ripresa. Per cui perché solo adesso? Perché adesso la tecnologia, insomma, ho comprato un drone, ma un piccolo drone, un giocattolino, no? E con quello sono riuscito a superare il livello del bosco, e con una serie di foto, 5, 6, 7, messe vicino, assemblate a mosaico, sono riuscito a ottenere queste immagini. Quanta soddisfazione c'è a guardare il lavoro di tutto questo tempo? Più è difficile, più ci si soddisfa poi se il risultato c'è, insomma. Ecco, dicevi che hai fatto le foto anche nella Carnia, sopra vediamo un altro tuo lavoro. Sì, quella lì è fatta ancora nel 99, per esempio, quindi si vede quanti anni sono. Ma poi ho girato tutto il mondo, mie mostre sono andate in America, in Giappone, in giro per l'Europa. Ho avuto fortuna, diciamo. Ma questa qui mi era rimasta sullo stomaco perché non riuscivo a farla. Vedi che le valli sono molto tortuose e in più c'è il bosco. Diego, dobbiamo fare un ringraziamento. Sì, siccome sono foto complesse, costose, e noi Friuli siamo un mercato piccolo, non è che ci si rifà con il numero delle copie, per cui grazie all'Istituto Sloveno di Cultura di San Pietro Natisone, insieme alle poche forze che abbiamo siamo riusciti a fare questo lavoro. Ecco. Che cosa ti manca da fotografare? Adesso io l'avrei anche già fotografato, ma siccome è costoso, il punto di pareggio è costoso, mi manca la Pedemontana occidentale, e cioè quella zona che va da San Daniele fino al Piancavallo, tutti quei paesini, Ragogna, da Ragogna in là, Forgaria, Claugetto, Vitodasio, Pradis, tutti questi paesini che li ho ripresi dai tetti dei prosciuttifici di San Daniele con un teleobiettivo potentissimo ed è lunga 3 metri. Costa, per cui faccio fatica a trovare, dovrei trovare un altro istituto che mi aiuta, insomma, a pubblicarle. Ancora buonasera, terza parte dello scrigno, sono col maresciallo Maurizio Guzzinati del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia. Il nostro Campigotto ha ripreso, io volgarmente le definirei chiome, però per essere più fighi, maresciallo, che cosa sono le cose che ci compendio? Come l'hai definito? L'abbiamo definiti come compagine forestale, no? Questo Una parola un po' complicata così, però comunque rispecchia entro un limite molto ampio, abbastanza ampio, diciamo, la formazione forestale che noi possiamo ammirare in questo momento. No? Lei è di Udine, però di fatto comanda la stazione forestale di Coseano? No, non comando la stazione forestale. L'ho già promosso. Però sì, faccio parte dei colleghi della stazione forestale. Vorrebbe comandarla? Non ci penso per il momento. Sì, quindi ci ha già detto che insomma, l'abbiamo già candidata, quindi è questione di tempo, maresciallo. Non sto mettendo in difficoltà. Non mi pronuncio. Non si pronuncia, però vedi che forse non ho visto male. E lui chi è?
E lui è il mio collega Maico Mattiussi, che è la nuova, diciamo così, recluta della stazione forestale. Siamo molto contenti perché, visto anche, diciamo, l'età media del corpo forestale, anche se lui, insomma, è già in servizio di diverso tempo anche in altri uffici, comunque ci dà una mano fondamentale per il problema, appunto, del personale, che in questo momento siamo in una situazione abbastanza seria, per non dire drammatica, insomma, ecco. Quanti siete? Ma diciamo sul territorio meno di 200, ma con i pensionamenti che sono a fronte tra poco, la situazione, non so, specialmente in montagna, diventa drammatica, dove abbiamo certe stazioni forestali con 3-4 persone al massimo, con territori molto estesi anche per fare, diciamo, servizio regolare e normale. Maresciallo, di fatto voi siete gli angeli custodi, quelli che vegliano sul bosco e beccano quelli che non hanno rispetto di madre natura. Certamente, il nostro servizio, diciamo, giornaliero è quello, appunto, dell'attenta osservazione del territorio, cercando anche di evidenziare e mettere in atto tutti quegli accorgimenti atti a cercare di limitare nei limiti del possibile gli illeciti, ma anche dando informazione sulle varie problematiche, sulle tematiche che sono ormai sotto gli occhi di tutti. Ecco. Una cosa che mi preme sottolineare è anche l'aspetto della didattica ambientale, che facciamo adesso, ce ne occupiamo da diversi anni, in modo particolare con le scuole e non solo, al fine, appunto, di abituare i ragazzi a risvegliarsi dal torpore dei nostri giorni e entrare in diretto contatto con la natura dal punto di vista di acuire un po' la consapevolezza dell'ambiente, delle piante, degli animali, per portare una conoscenza, diciamo, interiore di queste cose, altrimenti resta solo una cosa astratta che dopo si perde con gli anni. Da piccolo come le veniva spiegato il bosco dai suoi genitori, dai suoi zii, dai suoi nonni? Io non ho avuto, diciamo, da parte della mia famiglia, diciamo, come posso dire, dei coinvolgimenti in questo senso. È qualcosa che avevo dentro da quando ero piccolo. Nella mia famiglia non aveva nessun interesse sotto questo aspetto, quindi mi sono un po' arrangiato da solo. Era qualcosa che avevo dentro, che non potevo far tacere in qualche modo. Ecco, dopo ho avuto la fortuna forse di aver trovato un lontano zio che mi ha portato all'età di 10-11 anni a girare, diciamo, per le montagne del Cadore, ad esempio. E da lì piano piano dopo è partito il tutto. Senta, chi porta la divisa è un esempio. Quindi evidentemente i bambini che visitano, frequentano il bosco, vi guardano da una parte con senso di ammirazione e dall'altra magari anche con un po' di timore, con rispetto. E lei il bosco come lo spiega ai bambini? Il bosco lo spiego come dire, i bambini rispetto a un adulto hanno diciamo, una consapevolezza un po' più allargata, prima che venga magari, diciamo così, trasformata o rovinata nel tempo. Posso spiegare a loro come se fossero una propagine di se stessi, non qualcosa di separato, diciamo, dalla persona, no? Perché ogni azione che facciamo negativa nei confronti del bosco lo facciamo direttamente a noi. Allora spiego ai ragazzi, non so, di entrare, ad esempio, di avere la possibilità anche con i propri genitori di visitare questi ambienti come questi boschi, no? Di fare silenzio, perché con il silenzio vengono in qualche modo acuiti anche, diciamo, gli altri sensi, quindi entrare nel merito, diciamo, della biodiversità, che non può essere solo una cosa teorica, ma proprio un coinvolgimento emotivo di questi ambienti, vuoi per la flora, vuoi per la fauna e vuoi per tutto il complesso. E questo forse è il metodo, secondo me, non so, è migliore per spiegare la biodiversità. Come si entra nel bosco? In punta di piedi, in silenzio, osservando la natura che ci circonda, ma in modo particolare facendo silenzio, in modo di acuire gli altri sensi, quindi sentire rumori, distingo tra i rumori che vengono dall'esterno, diciamo da attività umane, all'interno del bosco invece sentire frusci, rumori e altro che vengono dal mondo naturale, ecco, come dicevo, in silenzio e cercando di farsi avvolgere da questo tipo di esperienza e poi sempre dico osservare continuamente, no? Non girare come delle marionette, ma osservare direttamente l'ambiente in modo che entri in qualche modo a far parte di noi. Senta Maresciallo, concludendo, qua c'è il ben di Dio. Mi può spiegare perché ci sono ancora degli imbecilli che scaricano magari inerti invece di andare in ecopiazzola? Che cosa è, visto che lei ne avrete beccati? Come rispondono? Non è facile beccarli perché in genere si utilizzano tempi diversi rispetto a quelli anche dei nostri servizi, perché noi che siamo in pochi, non possiamo essere dappertutto, no?
è il fatto questa sorta di, come posso dire, di egocentrismo, dove praticamente l'importanza è tutta affidata a noi stessi, dell'ambiente praticamente non ne può fregare niente di nessuno. Queste persone vedono come un deposito, una sorta di discarica a cielo aperto per buttare via la roba e eliminarla. Ecco. Il nostro lavoro, oltre a quello di segare quando c'è bisogno, è quello anche di fare educazione ambientale anche a queste persone. Però è molto importante, secondo me, iniziare quando si è bambini, perché dopo con gli adulti, a meno che uno non abbia una certa presa di coscienza di queste cose, è molto difficile venirne a parlare e uscirne fuori. Grazie a entrambi, un saluto anche a Michael Mattiussi, buona carriera anche a lui. Allora andiamo con il terzo brano, andiamo con questo duo, cosa ci fate sentire? Facciamo il valzer di Pacai. Grazie ancora a questo duo. Allora, prima di salutarci abbiamo ancora un contributo. Risaliamo nelle valli del Natisone e arriviamo a San Leonardo e troviamo il sindaco Antonio Comugnaro. Volete sapere cosa si sono inventati da quelle parti? Pecore e capre chiuse in un recinto dove è necessario e sono loro che provvedono allo sfalcio dell'erba in maniera naturale, visto che parliamo di boschi. Pensate che quel comune, grazie a questo stratagemma, ha ridotto di 2/3 i costi di sfalcio delle aree pubbliche, anche se poi, come sentirete nel servizio, è uno stratagemma usato anche nei privati, proprio per tenere pulito, in ordine, i fondi verdi da quelle parti. Quindi andiamo con l'intervista, andiamo direttamente in pubblicità. Pecore e capre utilizzate come dei decespugliatori succede a San Leonardo, nel cuore delle valli del Natisone, dove grazie a caprini e ovini, 200 capi in tutto, si sta rendendo il territorio più pulito. Un progetto voluto fortemente dal comune di San Leonardo, guidato dal sindaco Antonio Comugnaro, che si è preoccupato prima della pulizia degli alvei dei fiumi Cosizia ed Erbezzo, stipulando un contratto triennale con dei privati che hanno messo a disposizione qualche animale liberato per brucare, per tenere puliti alvei e aree pubbliche. Avessimo dovuto occuparcene noi, sottolinea il primo cittadino Comugnaro, ci sarebbe costato il triplo. Così invece il taglio dell'erba, alimento per capre e pecore, è naturale, costante e meno costoso. Poi l'iniziativa è talmente piaciuta che molti proprietari di fondi, invece di utilizzare falce, macchine operatrici, decespugliatori, hanno appaltato l'opera a pecore e capre che di fatto sono state rinchiuse nelle aree verdi di interesse in modo da concentrare la loro azione. Le valli del Natisone dunque hanno delle alleate a quattro zampe che rendono più bello e pulito l'inimitabile territorio valigiano. Quarta parte dello scrigno, Silva Lupanica, e stiamo parlando dei boschi planiziali che risalgono a chissà quanti secoli. Quanti secoli? 120.000 anni fa. Quindi una vita.
chissà come sono cambiati questi boschi, saranno cambiati in meglio o in peggio. No, chi lo sa, speriamo in meglio, ma speriamo. Senti, noi dobbiamo lanciare un contributo filmato che ci ha inviato Luca Lapini, il dottor Luca Lapini, zoologo di Udine, famosissimo, che ci ha dato un contributo prezioso dopo aver visto il libro, perché ci sono delle scoperte un po' particolari, ecco, uscite da queste foto. e allora noi adesso vi proponiamo il commento del professor Luca Lapini. Noi torniamo qui dai boschi di Muzzana del Turgnano. I boschi planiziari della nostra regione, pur molto frammentati, coprono ancora oggi quasi 500 ettari, che è complessivamente una estensione notevolissima che sta tra il Livenza e l'Isonzo, una zona che anticamente era omogeneamente coperta da queste formazioni forestali che trovano simili anche in Istria croata, ma che in Italia sono abbastanza un unicum qui da noi. Si estendono a sud fino alla provincia di Mantova, con un bosco molto bello che si chiama Bosco Fontana, che è in comune di Marmirolo, e è il bosco più meridionale di questa antica selva ormai molto frammentata. Quindi ognuno di questi frammenti ha un'importanza storico-ecologica straordinaria, perché include una biodiversità che è in fase di scomparsa graduale per via del fatto che questi boschi di pianura sono collocati in aree a elevata produttività sia agronomica sia anche industriale, perché in pianura, quindi alla fine la tutela di questi ambienti è fondamentale, perché si tratta di habitat relitti importantissimi che indicano qual era la storia ecologica del nostro territorio da sempre. Naturalmente oggi quello che resta sono frammenti isolati, e ecco quindi che parliamo di una iniziativa editoriale che li riguarda, ma che ha delle valenze molto particolari, perché non è solo un libro fotografico, ma è un libro che è stato realizzato da una fotografa estone che ha un approccio da ricercatrice, quindi perde giornate intere appostata nei boschi, e nel corso di queste indagini, che hanno prodotto comunque immagini strepitose, ha trovato anche delle cose molto importanti, non soltanto specie molto rare, ma anche specie in fase di espansione, di cui ancora non c'erano informazioni per i boschi planiziali della Bassa Friulana. Nel corso delle riprese che ha fatto nell'arco di 2 anni in questi boschi, ha anche individuato una nursery di pipistrelli arboricoli molto rari. Si tratta di una nottola, ma una nottola molto rara. Pensate che quando nel 2019 mi hanno portato una femmina gravida di questa specie, che si chiama nottola gigante, catturata a Passons, era la seconda cattura nell'Italia nordorientale da più di 90 anni. Ora, a quell'epoca lo IUCN aveva ipotizzato che questa specie si fosse estinta in Italia, invece la cattura di Passons di una femmina incinta indicava che non era estinta, evidentemente. Che abbiamo una nursery di questa specie nella nostra regione, e è un fatto assolutamente eccezionale, perché è l'unica nursery italiana. Ed eccoci al rientro dopo l'intervista al dottor Lapini. Andiamo con un brano. La polca di Pacai.
Molto bene, e noi andiamo a chiudere questa quarta parte dello scrigno col dottor Fabiani, che è un funzionario della regione di Servizio Biodiversità della regione. Il nostro servizio si occupa proprio della biodiversità e qui siamo in un luogo che rappresenta molto bene questo concetto, un luogo di biodiversità straordinario. La nostra regione è una piccola regione, la terza d'Italia, ma ha la fortuna di racchiudere in sé tantissimi paesaggi naturali diversificati e una grande quantità di biodiversità, di cui questi boschi rappresentano un esempio straordinario. Come chi mi ha preceduto ha ben detto, tutta la pianura padana un tempo era ricoperta da questi boschi, una storia ultramillenaria, e gli ultimi lacerti, le ultime testimonianze di questi boschi li possiamo ammirare proprio qua nel Friuli Venezia Giulia. E perché sono importanti? Sono importanti perché, se noi pensiamo, qui non è mai passato l'arato, quindi anche questo suolo è il suolo originario con tutte le sue caratteristiche biologiche, biotiche e di biodiversità, e quindi va conservato. Quindi diciamo questi rappresentano, come dire, dei santuari, gli ultimi santuari in cui noi possiamo osservare questa straordinaria ricchezza di specie che contraddistingue il nostro territorio. Bello il termine santuari, dottor Fabiani, ma come si fa a salvaguardare queste aree? Salvaguardare, Diego ha detto molto bene, queste aree sono state salvaguardate anche perché c'è stata proprio una cultura di attenzione, di uso anche civico da parte del territorio, che ne ha riconosciuto il valore. In tempi recenti si è capito anche l'importanza di questi luoghi da un punto di vista ambientale e naturalistico, e quindi qui è intervenuta la Regione in quanto ente pubblico per dichiarare questi luoghi come luoghi importanti e quindi tutelati. Inoltre anche l'Europa, con la direttiva Habitat, ha riconosciuto questi luoghi come importanti da un punto di vista della biodiversità, tant'è che molti di questi sono stati dichiarati siti di importanza comunitaria, quindi importanti per tutelare habitat che altrimenti rischierebbero di scomparire. Senta, ma è una natura che resiste o sopravvive? Diciamo che sopravvive perché sono piccoli lacerti, alcuni anche estesi parecchi ettari, 150 ettari per esempio di questo bosco Codamanin, però sono come delle isole circondate da un deserto di semplificazione, quindi è molto importante conservare questi boschi e dare anche loro un respiro. C'è da dire che la Regione ha messo in atto, anche con i fondi della Comunità Europea, tutta una serie di progetti LIFE per tutelare ambienti importanti come le Sorgive e i Magredi, e speriamo in futuro anche di fare un progetto LIFE dedicato a questi boschi per dare ad essi respiro, perché è importante che questi boschi siano inseriti anche in un contesto più ampio e naturale, perché la loro resilienza, la loro resistenza dipende anche da ciò che li circonda. E lì che cosa si può fare? Lì cosa si può fare? Intanto c'è da dire che la Regione ha messo in atto tutta una serie di importanti norme di tutela di questi ambienti. C'è Rete Natura 2000 che naturalmente salvaguardia non solo i luoghi, ma cerca, attraverso per esempio il piano di sviluppo rurale, di mettere in atto tutta una serie di misure a sostegno degli agricoltori per conservare anche gli ambienti marginali, le siepi, i prati. Quindi è giusto tutelare il bosco, ma è giusto tutelare anche l'agroecosistema che circonda il bosco. Senta Fabiani, lei prima diceva qua l'arato non è arrivato. Che cosa sono queste? Questi sono rovi, no? Perché il rovo è stata aperta questa radura. Il rovo è come una specie di tessuto cicatrizionale che cerca di chiudere lo spazio che è stato rubato al bosco, e attraverso questo processo viene messo in atto quel naturale dinamica di riconquista del bosco e degli spazi che gli sono stati tolti. Quindi diciamo dal bosco si possono imparare veramente tante cose, perché noi come Servizio Biodiversità abbiamo voluto fare questa prefazione per cercare di creare una cornice a questo libro così importante che Anna ci ha voluto descrivere, e per invitare anche gli abitanti del Friuli, ma di questo territorio, a conoscere questi luoghi che pochi effettivamente sanno capire e comprendere. Importante anche riavvicinare i bambini, perché i bambini guardano la natura, diremo, con uno sguardo vergine, no? E quindi sono pronti ad accogliere più che gli adulti e a comprendere questa biodiversità, però se sono portati verso questa biodiversità, se sono portati a capirla e a viverla. Ecco, questa storia dei rovi è quasi come dicessero: questa è roba nostra, vediamo di non rompere, Fabiano? Esattamente così. Questi processi si possono vedere ovunque, no? Ogni volta che noi creiamo una ferita, subito dopo la natura interviene per cercare di chiudere questa ferita. Questi boschi non sono gestiti
in questo momento c'è una gestione mista, no? Sono gestiti a Ceduum matricinato, però l'intenzione della Regione, anche attraverso i suoi regolamenti eccetera, è di convertirli verso una gestione più naturalistica a fustaia. Quindi si cerca in qualche modo di restaurare questi boschi e riportarli al loro aspetto originario. Allora io ringrazio il dottor Fabiani, noi adesso andiamo in pausa e ci rivediamo qui per la quinta parte di questo scrigno particolarmente dedicato a madre natura e su questa storia dei boschi planiziali. Quinta parte dello scrigno che inauguriamo con un brano di questo duo. L'allegria e Ciribiribin. Grazie. Vittorino Gallo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto noi ricordo che siamo passati, non so se proprio da queste parti, per raccontare la raccolta del tartufo bianco. Sì, siamo già stati nell'altro bosco, nel bosco comunale, quello di uso civico, quindi di proprietà del comune, ma diciamo ad uso della popolazione. Questo qui invece è un bosco privato che era di proprietà dei conti Manin e che poi è diventato dell'attuale proprietà, che sono un'azienda di Vidor. E approfittiamo per salutare il proprietario Sandro
Spagnol, che è molto vicino in questo periodo anche di attraversamento, diciamo così, possiamo dire di gestione, nel senso che si sono riaperte un momentino delle strade, dei percorsi che facevano parte di quello che una volta era l'attività boschiva delle popolazioni, come ben diceva prima Diego Navarria, di Muzzana e di San Gervasio, in particolare perché San Gervasio dista da qui qualche centinaio di metri. E quindi questo qui era il regno praticamente, o il territorio sul quale vivevano tantissime persone, quindi era una maniera di incontro, una maniera di sopravvivenza, se possiamo risalire qualche secolo fa, ma ultimamente è stato, potrei dire senza osare troppo, anche di abbandono, nel senso che 40-50 anni fa, quando avevamo il gasolio a 20 euro al litro, per chi si ricorda, e con la possibilità appunto di riscaldarsi gratuitamente, questi boschi sono rimasti piano piano abbandonati. Ed il risultato è questo, in cui si è avuta un'evoluzione, se vogliamo così, naturale, ma sicuramente diversa da quello che era prima, e con un avviamento. Adesso mi scuserà il direttore Fabian diciamo a scapito della biodiversità, nel senso che qui vediamo tantissima biodiversità, però io credo che una volta con i tagli disetanei, o meglio con una realizzazione disetanea dell'utilizzo, si aveva ancora, possiamo dire, una diversità creata seppur dall'uomo, ma sicuramente molto importante. Adesso ci stiamo avviando verso quello che erano i boschi forse di 500-600 anni fa, in cui non erano proprio dei boschi veri e propri, delle foreste come venivano, però erano più delle boscaglie, nel senso che le piante adulte erano necessariamente costrette a cadere, quindi a realizzare quelli che vediamo in giro, degli schianti o comunque delle parti che creavano sicuramente un ambiente diverso, ma un po' diverso da quello che avremmo o ci piacerebbe immaginare di queste belle piante, belle dritte come sarebbero in montagna. Le due cose non è che siano una contrapposta all'altra, nel senso che bisogna saperle accettare tutte e due, bisogna sicuramente dare un rilievo importante a quella che è la funzione naturale del bosco e dell'uomo, che deve essere capace di, non dico di dominare, ma di condurre, di accompagnare, di avere i benefici, diciamo così, che il bosco è in grado di dare, di diversa natura. Non è solo il legname, non è solo il fatto di poterle godere così da un punto di vista amatoriale, hobbistico, ma diciamo è un mix di tutto questo. E da questo deriva l'educazione che bisogna avere, educazione che vuol dire conoscenza. E bisogna anche interpretare questo fatto che secondo me è culturalmente molto importante. Se noi portiamo qui un bambino o anche una persona che non sia mai stata, immagina che questo sia un qualcosa di perpetuo. Non è esattamente così. Il bosco evolve, no? Evolve verso qualche direzione a noi sconosciuta. Perché è sconosciuta? Perché i cicli sono talmente lenti che una vita non ce la fa a seguirli per intero. E quindi bisogna avere le conoscenze e anche qualche volta l'ardire di saper intervenire nella maniera corretta, anche per trarne beneficio. Ad esempio, una cosa che a me preoccupa il fatto che tantissima massa legnosa che qui è presente, si parlava prima assieme anche al sindaco Navarria, no? Che si diceva tutto questo legno, è un peccato lasciarlo perdere. Una volta i nostri vecchi non avevano il gasolio, non avevano il gas e non si parlava di Russia di combustibile, si arrangiavano qui e i boschi ce li hanno consegnati loro, ce li hanno consegnati bene. Il punto interrogativo è: come siamo noi capaci di consegnarli ai nostri figli senza fare dei danni? Questo è l'interrogativo. La biodiversità sicuramente è una strada di conoscenza, però di intervento, secondo me, senza essere necessariamente dei devastatori. No, tagliare vuol dire essere capaci di dare la possibilità alle piante nuove di rigenerarsi. Questo è il mio punto fermo. Me lo presenti tu? Sì, Davide Pavanello, persona che è stata capace di far aprire questa strada centrale, perché qui non si percorreva, ormai eravamo rimasti indietro di 40 anni. Questa strada, io me la ricordo, si percorreva in bicicletta per andare a fare il bagno, si diceva nel Cormor, che passa qui vicino, quelle che erano le cascate, che sono semplicemente dei salti, si arrivava in bicicletta, erano molto molto più pulite di adesso. Non voglio dire che fosse stato migliore, ma sicuramente ultimamente erano chiuse. Davide, assieme alla sua cocciutaggine, perché non è da dire nel senso migliore del termine, è stato capace di inseguire questo bel sogno assieme alla proprietà nella persona di Sandro Spagnol, e di dire: questo ragazzo, questo uomo ormai di 50 anni, dice: io mi ricordo quando c'era questo camminamento da ragazzo che ero venuto a vedere,
e adesso non c'è più e si sono messi e hanno ottenuto questo ottimo risultato. Grazie Davide. Davide, allora lo sta riprendendo in questo momento questo sentiero, questo percorso, il nostro Campigotto, che cosa c'era prima? Era appunto rovi da tutte le parti, legno schiantato lungo le strade, impercorribile. Un anno fa qua non si transitava. Dopo, avendo la fortuna appunto di collaborare con la proprietà, perché purtroppo la proprietà è lontana e di questo terreno qua non gli interessa relativamente, sono riuscito a fargli cambiare anche un po' l'idea da far produrre questa realtà di bosco a essere più ambientalisti, più vederla in maniera naturalistica la cosa, e con forza di dai, perché comunque moltissime carte per fare solo il semplice taglio e l'asporto degli schianti. Abbiamo lavorato quasi 4 mesi solo di carte. Dopo siamo riusciti ad avere questo successo, dove adesso tanta gente viene a apprezzare il camminamento, il transito su questo bosco. Per le persone che ci stanno guardando in questo momento, per chi volesse farsi una passeggiata può farla? Allora, la proprietà non ha messo nessun divieto, solo scritto proprietà privata, appunto perché non vuole bloccare il transito alle persone. L'importante è che si transita appunto con testa, non lasciare sporcizia, a raccogliere cose che non si possono raccogliere, dai fiori ai frutti a quello che ci può essere all'interno del bosco. In questo momento il nostro tecnico sta riprendendo la strada che porta al Cormor. Sì. Qua abbiamo, diciamo che sono 3,4 km di strada percorribili che vanno fino sul Cormor e dopo proseguono sull'argine del Cormor per fare proprio un anello, si può fare un anello di percorso. C'è gente che va a fare ancora il bagno? No, purtroppo no, perché ormai le acque sono abbastanza, non sporche, ma non belle e limpide come una volta. Allora Davide, grazie per la tua testimonianza, noi adesso andiamo in pubblicità e poi incontreremo un certo Claudio Violino. Sesta parte dello Scrigno, stiamo andando a chiudere questa puntata dedicata al libro di Anne Marnum, Silva Lupanica, ci parla dei boschi planiziali e siamo a Muzzana del Turgnano. Allora andiamo da Corvino, che aveva una voglia matta di farsi intervistare. Tu devi leggerci una cosa. Io volevo leggere solo una frase riportata sul libro del poeta Maurizio Cocco, che ha fatto le poesie dedicate apposta alle fotografie di Anne. Sfogliare questo libro significa entrare in un bosco primordiale, esaudire quanto di più antico vive in noi, la necessità di scoperta dell'autenticità delle cose. Direi che con questa frase abbiamo detto tutto. Corvino, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio solo dire che siamo orgogliosi di aver potuto pubblicare questo libro assieme ad Anne, che ci fa scoprire dei posti che magari anche chi abita qua vicino non conosce. Ci fermiamo qui? Sì, grazie. Perché aveva praticamente la salivazione a zero e quindi... Si tratta di tortura. Si tratta di tortura, Violino. Senti, osservando, guardando, sfogliando il libro e guardando i nostri boschi intorno, che ragionamento puoi farci? Ma che intanto stiamo vivendo un momento in cui da una politica sul territorio dove, diciamo, divisa in comparti stagni, dove una volta tutto era, in certi punti tutto era vietato e in altri era tutto permesso, stiamo superando questo concetto e dobbiamo pensare a un parco per tutto il territorio, dove accanto alla giustamente conservazione e tutela di certe specie, di certe varietà, di biodiversità, ci deve essere anche compensata, concertata l'attività dell'uomo, no? È quello che diceva, mi pare di ricordare Vittorino Gallo, no? Che è uno che utilizza il territorio, no? Ecco. E questo è molto importante, anche perché il concetto vero è che questi boschi, l'hanno detto tutti, ce l'hanno consegnate le comunità prima di noi, cioè con una sapienza e una coscienza e consapevolezza di quello che ci consegnavano. Quindi ogni politica di tutela giusta, corretta, ma deve passare attraverso una concertazione con le comunità del luogo. Ecco, Violino, sbaglio? Abbiamo sentito il ragionamento prima di Navarria, poi di Gallo. Stiamo tornando poi indietro o sbaglio? Non è un tornare indietro, è un dare avanti. No, è un dare avanti.
Cioè oggi tutti ci riempiamo la bocca tante volte il greenwashing sulla sostenibilità, no? Ma questa è la vera sostenibilità, è questo, è riuscire a capire che diciamo, il cambiamento climatico che stiamo vivendo in maniera esasperata, no? Faccio un esempio, fino alla rivoluzione industriale, quindi fine 1600-1700, la CO2, l'anidride carbonica nell'atmosfera era 170 parti per milione. Oggi siamo arrivati a 410. Ci sono stati periodi anche maggiori, ma la capacità che diciamo, questo pianeta ha dato alla vita è dovuta alle piante, è dovuta alla fotosintesi operata dalle piante. E questo secondo me è molto importante. Quindi la prima cosa è, come dice Stefano Mancuso in una delle opere, La nazione delle piante, non dobbiamo diminuire le foreste, perché le foreste sono piante anche, diciamo, il mais o la soia, piuttosto sono piante che fotosintetizzano, ma qui si è creato un equilibrio in cui la biodiversità è fondamentale e la biodiversità è lo stato, si dice in ecologia, della fase climax, la fase in cui è autoregolata, cioè l'ambiente trova in sé la capacità di risposta ad eventuali perturbazioni esterne e qui siamo in questo territorio. È giusto, attenzione, ripeto, non dobbiamo vincolarci solo a questi piccoli lacerti, il territorio va gestito completamente e quindi dobbiamo capire che c'è la necessità di avere l'agricoltura, di produrre certamente con sistemi compatibili, ma certi posti devono essere mantenuti, tutelati e conservati perché sono funzionali anche all'agricoltura stessa. Ma secondo te abbiamo capito tutto? Mi sono spiegato male? No, tu hai capito quello che voglio chiederti. No, nel senso, allora, io dico che stiamo facendo passi avanti. Il passaggio è la consapevolezza. Non si cambia il modo di pensare e di agire da un momento all'altro, questo no. Ecco, attenzione, l'occasione che abbiamo non è di ripensare il modello di sviluppo, di ripensare l'utilizzo del territorio, no? Che non è un tornare indietro, è un andare avanti. Non utilizziamolo come ancora una volta esclusivamente un'opzione di mercato, è un'opzione che deve essere concertata con le comunità anche da un punto di vista economico, ma non solo da un punto di vista economico. Se questo lo capiamo partendo dalla scuola, partendo da voi mass media, no? Allora io penso che dalla consapevolezza si può passare alla coscienza di avere un patrimonio territoriale molto importante. Faccio solo il Friuli, diceva prima Fabian, è un piccolo scrigno, no? Qui si sono concentrate le tre grandi aree naturalistiche che hanno forgiato l'Europa, dall'est diciamo, la componente balcanico-illirica, dal nord tedesca centroeuropea, dal sud latino-mediterraneo. Qui si sono concentrate. Ebbene, la quantità di biodiversità, di specie viventi presenti in questo scrigno che è il Friuli è attorno ai 2800 specie viventi. Che è piccolo il Friuli, no? La Germania per esempio ne ha solo 2000, cioè vuol dire che qui veramente si è concentrata una biodiversità di cui noi siamo gli eredi e di cui dobbiamo essere coscienti che la conservazione e il passaggio alle generazioni future è vincolante e determinante. Grazie Claudio Violino, andiamo ancora con un brano, stiamo per salutarci. Stelle alpine. Stelle alpine. Thank you.
Benissimo, noi credo che abbiamo ancora 4 minuti, ne facciamo una breve e poi chiudiamo con Anne Maernum, Jawohl, che poi non è Jawohl perché tra l'altro non c'entra niente la Germania, lei è estone. Estone. Quindi aspetti un attimo che arrivo da lei. Cosa sentiamo, ragazzi? Cosa possiamo fare? Facciamo sempre di Pacai un tango intitolato Il Punt di Braunes. Grazie a entrambi, arrivederci di sicuro. Andiamo a chiudere con Anne, diciamo veramente 3 parole prima di dare la buonanotte ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Perché è speciale il suo libro? È speciale perché comunque è il primo libro fatto su questi boschi e ho notato quando faccio anche serata per pubblicare il libro che tante persone locali neanche conoscono questi territori, questi boschi, non hanno idea che tesoro nasconde la nostra regione qua a Bassa Friuli, quindi ci saranno scoperte interessanti dentro questo libro e poi anche parole poetiche che accompagnano queste immagini, ti crea una storia veramente unica e senso di proteggere e importanza proteggere e come entrare nei boschi, sulla natura. Grazie a Anna Maernum, grazie alle edizioni Corvino per il supporto, veramente è tutto, io vi auguro una buona notte, noi ci vediamo ovviamente la prossima settimana con lo Scrigno su Telefriuli, canale 11, ovvero sia 2 volte numero 1, grazie al supporto tecnico del nostro operatore Tiziano Campigotto, alla prossima.